Salute a tutti e benvenuti a questa nuova guida de Sardinia Post. Abbiamo incontro di giustizia su capo manno della Procura della Repubblica del Tempio, Domenico Fiordalisi, si indagine su questa trattativa intra la Colony Capital de Tom Barrack e Sosemiro de Zugattar su questa Costa Smeralda. Barrack ha ben dedotto in su 2002 incassando 750 milioni di euro. Secondo la giustizia, la società del Barrack pare che non è pagato tasse poco 50 milioni di euro. E abbarrammo sempre in su capo dei Susu e andiamo a Olbia, poi entrare in conto di sanità. L'ospedale Bambino Gesù Sada Affaghe, la Commissione Sanitaria del Consiglio regionale, ha nato chiemo a suo piano di sorte su Qatar, che hanno investito 1 miliardo e 200 milioni di euro in 10 anni, dando 292 posti ormai intro e su 2006. L'idea di fare l'ospedale vibessa di 26 anni in su 2007. Su corso di Don Verzé ha cominciato lo stribaglio, ma la fondazione sua ha fatto bancarotta in su 2011. Calamo come a Isili, un esorduttore solo visitando un montone di gente per la protesi del batterio Clostridium difficile. Ma pensamento umano, vedo che in Zira Pagardia 3 persone che vengono ricoverate sul reparto di Michina dell'ospedale Santo Giuseppe sono morte e tutte le tenivano questo batterio che attacca assistentina. Sul reparto è stato serrato per 2 giorni e disinfettato. Ancora non si sono 3 malati siano morti dopo colpa di questo batterio. Secondo l'ASL tenia altri problemi armannos. Ad ogni modo, la giustizia ha aperto una indagine. E passiamo come a sconto di politica. La giunta regionale ha investito 1 miliardo di euro in economia sarda in suoi primi 3 mesi di governo. L'ha nato il presidente Pigliaro in una boia un giornalista. Intra i progetti più urbani scusso a constare le scuole con 93 milioni di euro. Altri 54 milioni di euro servono i podali dei balli a giovani entro bimbi che sono 29 anni. 52 milioni sono stati dati per la cassa integrazione, che in tutto su campus universitario di Castello, 220 milioni per migliorare le università di Tattari e di Castello, per moderare. Invece, poco la regione non ha avuto una decisione in più sul governo di Roma, che ha nato che chiede allentare sul patto di stabilità del 2014, sale zemmaca che non ha fatto di spendere su di Nimmos. La regione chiede 60 milioni, Roma ne chiede dare solo 80 milioni, si chiede a trattare. E stando in conto dei inari, è entrata questa chita salese che costringe sul botteghe di accettare la carta di credito poi spesa sopra e sus 30 euro. L'azienda che va di aumentare non può essere condannata, sono a multa se non si pone sul post, che non è obbligo dell'udenne, sono un'idea da spighita, non è che vanno a lanciare solo la banca che si fa pagare bene per questo servizio. Secondo la Confesercenti, ogni azienda che si pone sul posto ha da pagare in più 1.700 euro all'anno. Da economia a sport. Zdeněk Zeman è stato presentato a giornalisti in Castello. L'allenatore che vede vari al suo presidente Masu Giolini ha nato che tiene in conca 2 cose via, fa che giocare in squadra e fa che spaziare la gente che anda da biessa partita. Zeman è giovane, ma da considerare vincere da nei conti Andrea Cossu. Su presidente Giolini ha da cercare di trattenere a storie e barbo e di far arrivare a Mancosu. Per istanto ha comportato su Bologna l'attaccante Lisandro Cappello di 19 anni e l'ha dato su difensore Oikonomu. Si squadra de Emilia ad essere allenata da Diego Lopez. E per questa guida abbiamo finito, noi vediamo la guida che entrata.